Nella rubrica di Veneto Globe Voci da, oggi abbiamo una persona che con la sua azienda sta cercando di risolvere i problemi legati al Covid-19. Lucio Tomasella è responsabile della programmazione, dell'ideazione nell'azienda dei Polcenigo di Pordenone che si occupa di sanificare degli ambienti che sono molto vari quelli di quali si occupa. Signor Tomasella, benvenuto intanto alla rubrica di Voci dalle problematiche proprio legate al Covid. La sua azienda ieri ha installato nel supermercato Eol Passuello di Tai un tunnel speciale della Vipidea che ha il compito di sterilizzare i carrelli della spesa. Di cosa si tratta? Sì, buonasera intanto. Il tunnel che abbiamo installato era pronto da 4 anni, era stato ideato 4-5 anni fa appunto, era nato dall'idea, è nata dall'esigenza letta attraverso dei social, dove avevo visto che c'era una signora che si lamentava con un'altra perché metteva il cagnolino all'interno di un carrello, l'altra rispondeva sì, ok, ho visto mettere tuo figlio con le scarpe sporche, e allora di un tunnel che fosse in grado di sterilizzare in pochi istanti un carrello della spesa da mettere all'interno del carro. È stato certificato, sono stati fatti tutti i test per verificarne l'efficacia. All'interno contiene principalmente che in pochi istanti, in 3 secondi esattamente, sterilizza completamente un carrello dal manico sopra, il cesto dentro, addirittura anche le ruote, per i tamponi ci abbiamo fatti un po' dappertutto. Con lo stesso procedimento è possibile risanare anche gli ambienti, le camere per esempio? Con lo stesso con l'additivo fotocatalitico ideato, sì. In questo caso, visto che comunque c'è la necessità di sterilizzare in pochi secondi una camera, ma anche nel giro di qualche minuto, bisogna cambiare le luci, oppure UV, che attivano una fotocatalizzazione artificiale in grado di eliminare qualsiasi sostanza inquinante, organica e no, anche i coronavirus, sicuramente, perché sono dei virus con involucro e questi li dissolve, germi, batteri, previene le muffe e anche elimina i cattivi odori. Lei parlando ieri accennava anche agli ombrelloni da spiaggia. Perché? Sì, perché abbiamo pensato, io e i miei colleghi soci in pratica, di trattare sempre con questo additivo fotocatalitico la parte inferiore degli ombrelloni e sempre negli ombrelloni mettere una base che può fungere poi a tavolino, sempre trattata con questo additivo fotocatalitico che nello specifico si chiama WeWell. In questo caso bastano i raggi solari ad attivare una fotocatalisi artificiale e fare in modo che sotto l'ombrellone si rimanga sempre in sicurezza per tutta quanta la giornata. Un sistema così è in grado di depurare, abbiamo fatto i conti, qualcosa come 8 metri cubi d'aria al minuto, che non è poco, assolutamente, anzi è tantissimo. Cioè, Senza, praticamente voi sareste in grado di risolvere il problema delle spiagge. praticamente sì, praticamente assolutamente sì, Cioè, mandando in senza andare in soffitta quella invenzione strana dei box. dei plexiglass, sì, con gli osei disegnati, come Sì, sì, diceva sì. Zaia, insomma. Sì, sì, assolutamente, non è impattante, cioè è invisibile, è una soluzione molto pratica, e è certificata. Abbiamo fatto tante aziende, poi abbiamo fatto test batteriologici, eccetera, sempre per verificare l'efficacia del tutto, insomma. E quindi ho la certezza assoluta della buona riuscita È dell'idea. già in produzione? No, perché l'abbiamo ideata da qualche giorno, quindi abbiamo buttato i sassetti qua e là e
sto aspettando Cioè, facciamo uno scoop mondiale praticamente. Praticamente sì, assolutamente sì. Quindi, In questo grazie a caso sì. Veneto Globe che ci consente di fare questo. Grazie mille. Ho Ecco, e scritto al noi, governo, ho sì, scritto qualche giorno fa al governatore Luca Zaia, vediamo un po' la risposta, se ci sarà, come sarà, insomma, per mettere al corrente di questo progetto, di questa idea, ripeto, assolutamente non ha nulla se non che della luce del sole e nient'altro. ma com'è nata questa idea? Com'è È nata nata la in, concezione? È nata in seguito sempre al tunnel dei carrelli della spesa, grazie al quale abbiamo trovato questo prototipo molto, molto importante, parliamo di prodotti nanometrici. Li abbiamo proposti a diverse aziende nel corso degli anni, e qualcuno l'ha recepito, ha recepito l'importanza, qualcun altro no. Abbiamo ovviamente sviluppato dei test importanti e avevano capito soprattutto che l'applicabilità si può fare ovunque, è un prodotto applicabile in qualsiasi superficie. La vostra azienda lavora anche con l'estero? Assolutamente sì, abbiamo ricevuto delle richieste importanti dalla Germania, addirittura da Seoul, dalla Corea del Sud, dall'Australia. Stiamo predisponendo una Wipidea Australia addirittura per servire quel mercato lì e quant'altro, insomma. Ci tengo a dire che con questo fotocatalitico riusciamo a far diventare praticamente un depuratore d'aria qualsiasi superficie. Faccio un esempio stupido. Posso prendere una stampa, un quadro, d'accordo? Metterlo in una stanza e quella stanza mi diventa depurata costantemente con un prezzo bassissimo e con un'attività che va avanti per anni, senza scadenza praticamente. È un po' un uovo di Colombo, è difficile da far comprendere, però Le cose belle nascono proprio così, la ringrazio, la veramente. ringrazio. Ecco, dove si trova la vostra azienda? La nostra azienda si trova a Polcenigo, in Friuli, provincia di Pordenone, però ci avvaliamo di diverse strutture che ci fanno le produzioni o di uno o di l'altro articolo, insomma. Abbiamo un'azienda elettromeccanica che si occupa della produzione delle macchine per sanificare i carrelli della spesa, poi un'altra azienda di Conegliano che fa i pannelli fotocatalitici, chiamiamoli così, e così via. Prendiamo un caso, vi Sì. affidano da risanare un ospedale. Che costi potrebbero esserci? Pochissimo in rapporto a quello che può dare. Ripeto, è un prodotto, cioè basta un metro quadro di superficie trattata per sanificare una stanza in più o meno mezz'ora. Però una volta sanificata, la superficie trattata a fotocatalitico lavora sempre costantemente, non smette mai, finché c'è luce. I costi sarebbero sui 150 euro a camera, che è una sciocchezza. Oltretutto impedisce poi, cioè, rende inutile l'uso di detersivi, rende inutile i disinfettanti all'interno di questa camera. Previene i contagi anche da un semplice raffreddore, non parliamo di cose serissime. Elimina gli odori, assolutamente, questo lo fa. E siamo in trattative con l'ASL del Medio Friuli, sì, che ci ha contattato qualche giorno fa per iniziare a trattare degli ospedali in quella zona, insomma. Sarebbe adattabile anche per le scuole? Scuole, case di riposo, hotel, case, per qualsiasi luogo chiuso. Ci stiamo interfacciando con un'azienda di trasporti pubblici che a brevissimo, non posso dirle quale, che a brevissimo adotterà i propri autobus all'interno con questi pannelli fotocatalitici. In quel caso lì saranno attivati da delle luci LED per tenere sempre e comunque sanificato l'autobus in pratica. Poi è adattabile a treni, metro, eccetera.
Così invece che gli autisti quando arrivano al deposito la sera di dover lavare tutto l'autobus, si ritrovano l'autobus a posto. Sì, non lavato, sanificato è Sì, diverso, perché lo sanificato, sporco bisogna intendo. toglierlo È comunque. un po', è un po' questo discorso che si fa un po' di confusione, perché noi non siamo ancora in grado di capire come popolo, diciamo, la differenza fra sanificazione e lavatura, perché siamo Son- abituati a considerare che si è pulito solo quando è lavato, mentre certo. così non serve questo procedimento. Beh, una lavata non fa mai male, perché ad esempio uno che entra con le scarpe sporche di terra, la terra è sporca ovviamente, però la terra viene resa inerte, mi spiego, rimane la polvere, rimane la terra, però non possiede né germi né nulla, perché comunque rimane inerte assolutamente, però la terra rimane, non è che la dissolve, insomma, ci mancherebbe. Quindi una lavatura, una pulizia va sempre fatta, però basta una scopa e un po' d'acqua, non serve altro, assolutamente. Certo, è una bella differenza. Sì, sì. Quale prospettive avete per lo sviluppo della vostra azienda? Ci stiamo allargando un po' ovunque, dico la verità, siamo molto cercati in questi giorni per ovvie ragioni. Eh, Sia per quanto riguarda il prodotto per i carrelli da spesa che per i pannelli che per il discorso degli ombrelloni. Un'altra cosa che è eliminare lo smog. Siamo in trattativa anche qui a Cortina, dirò, con un hotel in ristrutturazione per mettere attorno a questo hotel un telone di copricantiere in pratica, trattati con questo prodotto, perché comunque è autopulente, mangia lo smog, ehm, elimina i cattivi odori, solo con la pioggia, è iperidrofilo, non si Anche, formano gocce d'acqua, quindi l'acqua corre giù, insomma. sì, sì. Ecco, È e molto ampio il raggio d'azione. Prego. prendiamo un caso che si parla proprio oggi per il discorso degli asili per le Sì, famiglie, le persone che vanno a lavorare. sì. Se in un asilo venisse fatto il vostro trattamento, i bambini sarebbero al sicuro. Beh, non al 100%, però al 95% Chiaramente sì. il 100% non c'è mai. Sì, sì, No, sì, potrebbero, sì, io parlo di asili perché sì, l'asilo non ha grandi problemi di trasporto, contrariamente alle altre scuole, specialmente sì, qua da noi, che ci vogliono i mezzi di trasporto. Ma in un asilo che è a livello locale, specialmente i piccoli asili come quello di Valle, come sì, quei altri qua intorno, con un trattamento del genere potrebbero andare a avere i bambini al al sicuro. sicuro. Sì, 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 non ci sarebbero contagi fra bambini e l'altro. Cioè, se un bambino avesse il raffreddore, i germi del raffreddore sarebbero distrutti automaticamente, senza Cioè, nessun tipo di problema. voi veramente avete scoperto l'uovo di Colombo È una sciocchezza. e senza schiacciarlo anche. Sì, è un prodotto, guardi, che è banale. Addirittura con dei similari, ci sono aziende che producono del cemento catalitico per gli stessi motivi, però è molto meno efficace perché è mescolato a altre sostanze, insomma, il prodotto va dato in purezza sulle superfici, altrimenti perde di efficacia. Ecco, io mi fermo qua, la ringrazio dell'intervento Grazie a lei, grazie a lei. e spero che questo nostro incontro trovi una rispondenza sia da parte del pubblico per i cittadini, Sì. sia da parte di chi ha la possibilità o l'obbligo di risanare i propri avvendi per la vostra azienda. Lo farebbero con poca spesa, tanta resa, si dice, no? Ecco, Sì. perché è un prodotto che comunque va avanti per anni, ha un'efficacia annuale, quindi Eh, una, evita. u- una unica curiosità, Sì, prego, ultimissima, prego. gliel'ho chiesto ieri, lei abita a San Vito di Cadore, Sì, adesso abito a San Vito di Cadore, sì. perciò è proprio qua in mezzo a In casa mezzo, nostra. beh, io le frequento da quando ero bambino, le ho salite tutte quante, bene o male, le montagne qui in giro, da quando avevo 20 anni in poi, insomma.
E ben Signor volentieri. Tomasella, la ringrazio e complimenti per la sua invenzione. Grazie a lei, gentilissimo.